Io chiamerei e poi lascerei la parola per l'ultimo, perché l'oratore più importante si lascia per ultimo, proprio perché è più importante. C'era Vignaldo che, come è d'accordo, che lui aveva preparato, che il rappresentante sindacale della zona aveva preparato uno schema, e lo ringrazio, delle problematiche del territorio del Portogalese. Grazie Vignaldo per il lavoro che hai fatto. Buonasera a tutti. Intanto, come vedete, vi abbiamo risparmiato il simulacro e tutti fermi ad ascoltare il cartone che parla, come succede nelle convenzioni del Partito della Libertà, dove trovate la gente tutta in adorazione al nuovo simulacro di Berlusconi. Qui questa sera non succede, perché questa sera non parliamo né dell'effimero, non parliamo né della finzione, non parliamo di quello che sogniamo, ma parliamo di cose concrete, parliamo della gente in carne e ossa, parliamo dei problemi della gente, cominciando dal problema più importante di tutti, che oggi è il problema del lavoro e quindi il problema di vita. Pochi dati numerici per capire come stanno le cose, perché se poi... Allora, innanzitutto, provincia di Venezia. Questi dati sono dati relativi alle imprese di 40-50 dipendenti. Diventano ancora ulteriormente più catastrofici se li applichiamo al nostro territorio, dove le aziende sono ancora più piccole. Allora, le aziende che riducono l'organico in questo trimestre sono passate dal 26 al 29,5%. La disoccupazione tenete presente in Italia ha raggiunto l'8,3%. Le imprese nella nostra provincia in calo produttivo sono il 50,2%. Contro il 19% che segna una leggera crescita, il conto è meno 31%. Quindi rimane un saldo negativo dell'occupazione del territorio. Le aziende che ristrutturano in occupazione sono il 29,5%, quelle che licenziano sono passate dal 25 al 30%. Quelle che licenziano, non quelle che mettono in cassa integrazione. Gli operai generici nel nostro territorio, nella nostra provincia, sono passati dal 35 al 51%. Cioè c'è un aumento di operai generici, quelli specializzati dal 33 al 21. Questa fotografia cosa ci dice? Ci dice che c'è un gran numero di aziende che ristrutturano l'occupazione, che quindi fanno cassa integrazione, ma c'è anche un grande numero di aziende che licenziano. Non solo, ma ci sono molti lavoratori che accettano di essere assunti pur di lavorare, di essere inquadrati a un livello inferiore al precedente, perché se è vero come è vero che c'è un aumento della tecnologia, come si fa a capire che gli specializzati sono meno o diminuiscono invece di aumentare? I contratti a termine, e questo è quindi l'aumento della precarietà, si legge così: i contratti a termine sono aumentati in questo ultimo quadrimestre del 10%. Vuol dire che i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato si equivalgono al 46%. Quindi un forte aumento della precarietà. Allora le aziende ristrutturano, le aziende licenziano, quello che rimane è molto precario. Le previsioni per il 2010, perché questo è quello che abbiamo fatto. Le previsioni per il 2010 ve ne dico due soltanto, cioè una azienda su 5 procederà a ulteriori tagli occupazionali,
e i contratti a termine passeranno dal 53 al 60%. Il dato finale è che la cassa integrazione in questi ultimi 4 mesi è aumentata del 320%. Questa è la fotografia del lavoro che non c'è. Questa è la situazione della crisi nel nostro territorio. Allora, vedete, i dati, aggiungiamo 2 cose. L'aumento della cassa integrazione porterà molto probabilmente il debito pubblico al 130%, che è il livello della Grecia. La differenza che sta tra noi e la Grecia è che qui il privato non è molto indebitato, perché il debito è diventato pubblico. Ma se il debito è diventato pubblico, oggi la crisi è privata, diventerà pubblica. Cioè la mancanza del lavoro, la riduzione degli stipendi diventerà un problema che nei prossimi mesi andrà sicuramente a attaccare anche i dipendenti pubblici, perché questa è la linea. Quindi cominciamo a capire che la crisi diventa una marea invalicabile. Allora dobbiamo pensare, vedete, noi siamo l'unica forza a Portogruaro che ha fatto un'iniziativa sul lavoro. Noi che siamo un partito nato da poco, ma che è riuscito però a raccogliere dentro di sé forti esperienze sul mondo del lavoro. Quella nostra è l'unica iniziativa. Quasi tutte le liste, quasi tutti parlano di solidarietà. Allora io dico che la solidarietà, diciamo come dicono gli inglesi, è buona se accompagnata da almeno da uno scellino. E quindi noi, finite questa campagna elettorale, al sindaco Bertoncello faremo una proposta, secondo me molto precisa. Fare subito un fondo di 5.000 euro mensili, fatti con il recupero, con la diminuzione degli indennizzi degli amministratori locali. 5.000 euro per far fronte subito alle prime spese, ai primi elementi di chi perde il lavoro, non solo di chi perde il lavoro, ma anche di quella marea di gente, soprattutto i giovani, che ogni mattina partono da casa, fanno tutta la giornata fuori in cerca del lavoro e ritornano a casa senza averlo trovato. E di questi ancora nessuno parla. Vedete, i dati che io e che noi portoghesi, c'è una marea di giovani dai 20 ai 30 anni che fa questo mestiere nel cerca lavoro e che hanno avuto solo precarietà, ma che hanno fatto anche dei piccoli investimenti, cioè hanno scelto di andare a vivere da soli, hanno comprato la macchina, questi sono senza lavoro, ma hanno già le rate da pagare, i piccoli impegni, quindi ci sono dei drammi diffusi. È il dramma del giovane che ha provato ad entrare dentro la società, ma che viene respinto. Non riesce a essere un po' normale. E allora, vedete, se noi dobbiamo fare anche, avere il coraggio di fare queste proposte subito, decise, perché appunto la solidarietà noi vogliamo che sia accompagnata dal segno. Non basta guardare con attenzione verso gli ultimi, bisogna anche allungare la mano. Non basta guardare, bisogna allungare la mano. E questo è un compito che noi possiamo fare bene, perché